Buongiorno, ben ritrovati, è martedì 10 novembre, diamo uno sguardo ai principali quotidiani. Oggi per esempio il Corriere della Sera, altre 5 regioni in zona arancione. Sappiamo che Veneto e Friuli Venezia Giulia si sono salvate almeno per ora per quanto riguarda questi famosi 21 criteri, restano gialle sia Veneto che Friuli Venezia Giulia, ve lo voglio ricordare, ma hanno fino a questo momento per esempio uno degli indici che è l'RT 1,6 il Friuli Venezia Giulia, 1,57 il Veneto, sostanzialmente uguali. Sono tante le novità di oggi, adesso lo discutiamo insieme fino ad arrivare allo sfogo, la rabbia di tutti i sindaci e del governatore Zaia. Che cosa succede? Noi colpevoli perché siamo andati a camminare sabato e domenica. C'è un intervento molto curioso, mi pare, sul Corriere del Veneto di uno psicologo che dopo voglio leggervi. Oggi cominciamo invece da Trieste. Il Friuli Venezia Giulia tiene e resta zona gialla, questo ovviamente è il titolo di apertura del Piccolo, che oggi vedo riprendere la notizia di 2 giorni fa di Tele4. Zeno D'Agostino si pensa alla proroga e se ne va, Sommariva, il presidente, il direttore generale, il segretario generale del Porto. Ho detto 2 giorni fa da Tele4, vedo che ora anche il Piccolo la dà ai suoi lettori. Veneto confermato in fascia gialla, ma Zaia è pronto a un'altra stretta. Questo è il titolo della tribuna del gruppo Gedi, perché appunto è lo sfogo della conferenza stampa di ieri mattina di Luca Zaia. Covid, il Veneto resta giallo, invece il titolo del Gazzettino. Ci sono molte cose di cui parlare oggi. Ci tolgono le passeggiate. Ieri sera, tra l'altro, mi ha colpito davvero il risultato del sondaggio. Si è tornati spaventati, quindi rispetto a qualche settimana fa, perché mi pare più dell'83% dica al nostro sondaggio sono quasi 3.000 telefonate, sì, è giusto chiudere il weekend alle passeggiate, perché il Nevegal, perché a Barcola oppure sul Molo Audace a Trieste, perché gli argini di Padova, il centro di Padova, a Vicenza, l'aperitivo durante il giorno, tutti assembrati, tanta gente, si è arrabbiato il sindaco di Padova, così non va, l'assessore alla sicurezza ha detto faremo le multe. Zaia appunto nel suo sfogo di ieri ha convocato per oggi pomeriggio i sindaci e quindi probabilmente si penserà a un intervento condiviso dai capoluoghi di provincia. E che intervento può essere? Cioè, o c'è il coprifuoco, sabato e domenica non possiamo andare a fare la passeggiata, oppure c'è il divieto di uscire dal proprio comune nel weekend. Ma questo ancora non è chiaro, non si sa cosa decideranno, ma qualcosa si è lasciato sfuggire ieri sera, o meglio l'abbiamo chiesto al sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente dell'ANCI, quindi l'associazione dei comuni del Veneto, e una delle idee potrebbe essere appunto questa. Cioè il sabato e la domenica non si esce dal proprio comune tranne per le solite questioni, la spesa, la farmacia, le cure, il lavoro, perché a quel punto tutti vanno in montagna a camminare, tutti vanno sugli argini anche dalle altre province, oppure vanno a prendersi lo spritz in centro a Treviso, in centro a Padova, in centro a Vicenza, quello che vi abbiamo raccontato insomma in questi giorni. Questa potrebbe essere una delle idee, una delle soluzioni per questa ulteriore stretta di cui si parla, ma vedremo, perché oggi pomeriggio c'è appunto questo vertice dopo la conferenza stampa e Zaia sarà in onda anche questa mattina alle 12:30. Poi vi racconto di un'altra cosa, il caso Conegliano è emerso ieri sera a Ring, ma tra l'altro ci vediamo anche oggi alle 21 e vediamo quali temi approfondire. Uno di quelli che mi piacerebbe è il famoso vaccino della Pfizer BioNTech, che ha in fase 3 avanzata, quindi ormai siamo vicinissimi. È protettivo nel 90% dei casi, quindi funziona. Ora il problema è come distribuirlo. Già ieri si diceva potrebbero arrivare entro il 2020 50 milioni di dosi nel mondo, l'Italia ne prenota 40, l'Europa 300, ma purtroppo più per l'anno prossimo, temo, perché arriverà la produzione a 1 miliardo e 300 milioni di dosi, ma solo l'anno prossimo. Il problema è come conservarlo, meno 80 gradi, la logistica, magari temi sui quali ci si poteva anche organizzare e pensare un po' prima, perché fondamentalmente è da febbraio che aspettiamo un vaccino. Se arriverà e sarà questo, bene, se ne arriva un altro, bene, non ci interessa, l'importante è che arrivi, per chi ovviamente vorrà proteggersi poi con un vaccino.
La furbata che è emersa poi, avete visto, in questo lunedì di inizio settimana, era ieri, no, raccontata da tutti, che mentre chiudiamo i centri commerciali restano aperti i parchi commerciali. Quindi l'IKEA era presa d'assalto, ci hanno scritto anche le sorelle Ramonda, altri negozi, non lo so, ma gli outlet, tutti all'outlet sabato e domenica, quindi alla fin fine poco è cambiato se non per danneggiare i negozi che stanno all'interno dei centri commerciali e non sono farmacie, tutti questo tipo di negozi che sempre ci scrivono, come anche ieri, e ovviamente lamentandosi. Che altro? Sì, sui cani dopo le 22, anche questo abbiamo chiarito per l'ennesima volta, ma ormai era spero netto per tutti quanti, perché l'altro giorno ribellione di tutti i cittadini e i veterinari d'Italia per il benessere e la salute dei nostri cani. C'è proprio una dicitura, tra l'altro, nella circolare del Ministero dell'Interno che dice così: ce l'ha rivelato ieri sera il presidente dell'Ordine dei Veterinari del Veneto, che per il benessere, lo stato di benessere del nostro animale bisogna uscire quando appunto questo ce lo richiede. È difficile un po' riabituarlo, comunque dopo le 22 si può fare. Perché vi dico questo? Perché venerdì o sabato, quando poi si è scatenato questo dibattito a Trieste, il prefetto, dopo la ribellione dei veterinari, consulta Roma e dice sì, dopo le 22 potete andare, ma mi raccomando sotto casa. I prefetti del Veneto invece dicono assolutamente no, noi la interpretiamo in maniera restrittiva, non si esce. E il risultato è: si può uscire per la passeggiatina dopo le 22 se necessario, sotto casa, ma portatevi comunque un'autocertificazione per sicurezza. Questo dice il presidente dell'Ordine dei Veterinari del Veneto. Cercavo che cosa dice vedete, potrebbe essere l'ultima passeggiata, no? Quindi per quello tutti sono andati a cercarsi un po' il sole, che è quello che serve, l'aria aperta, quella che fa bene. Non riesco a trovarvi però che cosa dice lo psicologo, perché è davvero divertente. C'è la percezione di una risorsa che sta terminando, paventando un nuovo lockdown, e quindi si fa incetta di libertà. C'è poi un altro fattore, la cosiddetta pressione di normalizzazione della maggioranza. In una situazione di pericolo si attivano parti arcaiche del nostro cervello. Se gli altri escono, allora può essere sicuro uscire. Etologicamente siamo governati davanti a un pericolo da strutture cerebrali profonde. Non mi ricordo come si chiama questo psicologo, il presidente dell'Ordine dei Psicologi, Luca Pezzullo. Benissimo, ma non è che perché lo fanno gli altri lo faccio anch'io. Francamente, se domenica avessi potuto fare questa passeggiata da solo sugli argini a Padova, sulla Restera a Treviso, a Barcola a Trieste, sarei stato molto più felice. Non è che perché gli altri lo fanno e allora li devo seguire, che siamo tutti delle pecore, dei pecoroni, delle capre. Cioè, la cosa bella è prendersi il sole, gli ultimi soli, l'aria aperta. Francamente, se non c'era nessuno ero più contento. Non credo che sia perché devo seguire che cosa fanno gli altri. Ultimo aspetto, vi racconto il caso Conegliano ieri sera, perché si è aperto un caso dentro la Lega. Cosa ha detto ancora il Mario Conte a fianco a Fabio Chies, sindaco decaduto perché 13 consiglieri comunali sono andati dal notaio di notte. Conte, presidente dell'ANCI del Veneto, sindaco leghista di Treviso, dice: secondo me Chies si deve ricandidare. E questa non è una dichiarazione da poco, perché una volta decaduto il sindaco, fallita l'esperienza di un guida centrodestra, di un sindaco di Forza Italia, con la guerra interna a Forza Italia, tutti immaginiamo che il candidato l'anno prossimo sia della Lega, e il leghista Conte dice invece: secondo me Chies si deve candidare. Questo, come immaginerete, crea un caso all'interno per la politica della città e non solo. Bene, ci vediamo questa sera ringa alle 21 sul sito ferdinandoavarino.it, dove oggi racconteremo anche la dichiarazione del presidente di Confindustria Venezia Rovigo: io mia figlia con la mascherina a scuola non ce la mando. Guarda caso, qualcosa di simile è successo a Belluno, dove un padre si è rifiutato di mandare il figlio a scuola con la mascherina. È successo un macello, il litigio con la preside. Ciao, buona giornata stasera.